Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, presi, distratti, travolti dalle imprese del professor Prodi, il tiratore di ciocche democratico, ci siamo persi un'uscita di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, o di quel che ne rimane, che invece merita di essere rimarcata, merita in senso negativo. Sì, perché Conte, diciamo, è andato oltre se stesso, cioè ha fatto una cosa che non immaginavamo neanche lui potesse fare. Ha chiesto agli, virgolette, amici ebrei, ai cittadini ebrei anche italiani, di dissociarsi dalle imprese dello Stato di Israele che a suo giudizio, replicando la parola d'ordine di tutte le anime belle islamofile, sta mettendo in scena un genocidio a Gaza. Genocidio nella loro retorica equivale nella realtà all'opera di autodifesa che Israele conduce rispetto al terrorismo sanguinario di Hamas post 7 ottobre. Hamas che, ricordiamo, detiene tuttora in ostaggio dei civili israeliani nelle viscere di Gaza, che non ha restituito, contravvenendo all'accordo stipulato, motivo per cui Israele ha ripreso non il genocidio ma l'iniziativa militare. Comunque questa è la realtà. La narrazione di Conte è: amici ebrei, dissociatevi da Israele perché se no il silenzio è complice. Questo è veramente un capolavoro di ideologia anti-israeliana, diciamo. Anzitutto chiede agli ebrei di dissociarsi dallo Stato degli ebrei, che nacque all'indomani degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, tra cui quella cosina chiamata Shoah, anche, come dire, figlio della consapevolezza dell'orrore irreversibile accaduto e della necessità che non si ripetesse mai più e della necessità di ricomporre la diaspora del popolo ebraico. Nato peraltro nella terra d'origine non solo concreta, ma valoriale, fattuale, geografica, in tutti i sensi possibili del popolo ebraico. E per Conte un ebreo, per non essere complice di un supposto genocidio, deve dissociarsi dallo Stato degli ebrei. Già questo non suona benissimo, oltre alla scelta di campo che pare per Conte essere scontata, cioè nella guerra in Medio Oriente il torto è degli israeliani. C'è un genocidio tout court e non ci si interroga sulla controparte, cioè la controparte non è che un esercito regolare che difende i poveri palestinesi oppressi, è una banda di terroristi che ha nello statuto la distruzione di quello Stato degli ebrei, che evidentemente a Conte non piace molto perché chiede agli ebrei di dissociarsi. La follia di tutto questo è messo in risalto per esempio dall'osservatorio Solomon contro le discriminazioni, che fa notare un paio di cose all'avvocato Conte. Anzitutto si chiede, una domanda retorica ovviamente, se Conte abbia chiesto per analoga stortura logica, ma almeno, come dire, per coerenza analoga, a tutti i musulmani di dissociarsi dalle imprese terroriste, assassine e torturatrici di Hamas. Ovviamente no. Ovviamente sarebbe stata una follia, ma come una follia quella rivolta agli ebrei, anzi ancora più grave perché è uno Stato quello, non è una banda terrorista. In più l'osservatorio Solomon fa notare che attribuire collettivamente al popolo ebraico tout court le azioni, siano giudicate positive o negative, dello Stato di Israele, rientra negli atteggiamenti contemporanei passibili della definizione di antisemitismo. Citiamo l'osservatorio Solomon. Definizione contemporanea di antisemitismo che peraltro fu recepita anche dal governo Conte. Quindi forse Conte non lo sa, ma con le sue stesse logiche sta sostenendo una tesi che l'osservatorio Solomon, non noi, definisce antisemita. Allora,
va bene l'ideologia terzomondista, appunto islamofila, che sta sempre con quello che non è Occidente, quindi contro Israele, però non eccediamo. Conte si ricordi di questa direttiva che ha anche lui confermato al governo e si dissoci per una minima decenza da se stesso. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio